Sono Floriana De Palma, onorata di partecipare a questa 33esima edizione del concorso nazionale Ercole Olivario. Siamo qui a Perugia in questi giorni per tenere appunto la finalissima del concorso. Sono lieta di rappresentare la mia regione, che è la Puglia. Sono un dottore agronomo e membro stabile del panel di assaggio ufficiale della Camera di Commercio di Bari. La cosa più entusiasmante è la realtà davvero bella che si sta creando in questi giorni e l'impegno congiunto che c'è tra gli assaggiatori provenienti da diverse realtà. La determinazione del migliore tra i migliori è sicuramente un'impresa molto ardua. L'Italia ha una realtà di biodiversità enorme, quindi stabilire qual è davvero il migliore e stabilire qual è stato l'impegno da parte del produttore di garantire l'eccellenza non soltanto nel fruttato intenso o amaro e piccante, ma anche nei descrittori e nella complessità che un olio può dare.